silenzio accolgo il mistero, venuto a vivere dentro di me. Sei tu che vieni, o forse è più vero che tu mi accogli in te, Gesù. Sorgente viva che nasce nel cuore, è questo dono che abita in me. La tua presenza è un fuoco d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù. Spirito in me dice Padre, non sono io a parlare, sei tu, nell'infinito oceano di pace, tu vivi in me, io in te, Gesù. Signore, vieni presto in mio aiuto, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile è il vero pane azimo. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Il Signore è risorto e regna alla destra di Dio. Alleluia. Oracolo del Signore è mio Signore, siedi alla mia destra, finché opponga i tuoi nemici, a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza.
tra santi splendori, dal seno dell'aurora. Come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra. Annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è risorto e regna alla destra di Dio. Alleluia. Ci hai liberati dalle tenebre, ci hai guidati nel regno del tuo Figlio. Alleluia. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per fuggire, e tu, Giordano, perché torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti, e voi colline come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci hai liberati dalle tenebre, ci hai guidati nel regno del tuo Figlio. Alleluia. Alleluia, Cristo regna. Gloria. Alleluia. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. Alleluia. Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, Cristo regna. Gloria. Alleluia. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia. Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia. La morte e gli inferi sono il mio potere. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia. Io vado a prepararvi un posto, vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati,
Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io vado a prepararvi un posto, vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Alleluia. Cristo è sempre vivo per intercedere a favore nostro. Tutta la Chiesa lo acclami e lo invochi. Re glorioso, ascolta la nostra voce. Luce e salvezza di tutte le genti. Manda il tuo Spirito su coloro che celebrano la tua risurrezione. Il popolo ebraico riconosca in te il Messia, atteso e sperato. Tutta la terra sia piena della tua gloria. Mantienici nella comunione dei santi durante il pellegrinaggio terreno. Donaci di perseverare nella fede fino al giorno della tua venuta. Tu che hai vinto il peccato e la morte, Fa che viviamo sempre per te. tu che dall'umiliazione della croce fosti innalzato alla destra del Padre, Accogli i nostri morti nella gloria del tuo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Padre che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. A tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Offriamo questa Santa Messa per tutte le mamme, vivi e defunti. Vivi affinché possano essere veri testimoni di Cristo e della Madonna, i defunti possono ereditare la vita eterna. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al pentimento per essere meno indegni di accostarci alla mensa del Signore. Signore, tu sei la via che ci riconduce al Padre. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu sei la verità che ci fai liberi, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore,
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre. tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo. nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Esultate, o giusti, nel Signore, perché gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Perché retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi, come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo.
Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Le disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Le rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire tu: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compierà le opere che io compio e ne compierà di più grandi di questi, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Sono 12 versetti che dicono poco in mancanza di un interesse particolare. Non toccano il cuore e sembrano insegnamenti più o meno inseriti in altri capitoli, quindi detti da Gesù tempo prima. Invece c'è una solennità particolare in questi versetti, come si trova nei capitoli che contengono gli insegnamenti dell'ultima cena. Qui Gesù consegna agli apostoli le conseguenze più importanti che dovranno diffondere nel mondo. Sono numerose le frasi in questi versetti che invitano alla riflessione per poi contemplare nel silenzio amoroso i contenuti. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Del luogo dove io vado conoscete la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me, è in me. Credetelo per le opere stesse. Chi crede in me, anche egli compierà le opere che io compio, e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. In 12 versetti vi presentano 13 frasi importanti da meditare per cavarne insegnamenti salutari, e questo è il metodo per crescere nella fede e credere pienamente in Gesù. Assaporate ogni frase con calma, ripetetela più volte lentamente, cercate di memorizzare nel cuore la parte interna delle parole. Chiedete a Gesù di illuminarvi con il suo Spirito. Potrei fermarmi qui e lasciare a voi l'impegno di trarre insegnamenti dalle parole di Gesù, un esercizio che non trova tutti pronti. Comunque volevo approfondire una frase in particolare. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù intende la sostanza. Padre e Figlio hanno lo stesso spirito, identica volontà, un solo pensiero. Hanno gli stessi attributi, cioè le perfezioni dell'essenza di Dio. In un altro passo dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Parole che spiegano meglio le frasi precedenti. Meditate queste parole. L'affermazione io e il Padre siamo una cosa sola, pronunciata da Gesù in occasione dell'ultima controversia a Gerusalemme con i Giudei, sotto il portico di Salomone, durante la festa della dedicazione, è la frase più importante per comprendere la vera identità di Gesù Cristo. Queste parole Gesù le pronuncia in una circostanza pericolosa. È circondato dai giudei che cercano di costringerlo a svelare la sua identità, considerandolo un povero profeta. Ma Gesù non ha paura e svela quanto per i giudei suona come una bestemmia. È anche questo uno dei motivi della sua uccisione. Farsi simile al Creatore non è affermazione usuale, neanche il Messia potrebbe pronunciarla, perché dall'antichità era stato considerato come un uomo mandato da Dio. Qui il Padre va oltre le aspettative dei giudei e invia il proprio Figlio unigenito. Dio si incarna in un uomo e solo questo uomo può ripetere: io e il Padre siamo una cosa sola. Gesù non si fa superiore al Padre, al contrario mostra continuamente dipendenza e identificazione. Prima però compie miracoli mai visti e che solamente Dio può realizzare, perché la natura, la malattia, i diavoli solamente a Dio sono soggette. Gesù confida sempre nel Padre.
Lui ha voluto la missione del Figlio. Lui ha generato il Figlio. Lui vuole la salvezza eterna di tutte le creature umane. Dinanzi ai suoi nemici Gesù non teme di ripetere la volontà del Padre. Poi nel cenacolo spiega agli apostoli, nell'ultimo e commovente discorso prima della sua morte, che lui ha agito sempre insieme al Padre, che il Padre ama infinitamente il Figlio. Il movimento d'amore del Padre avvolge e assicura il Figlio, poi si prolunga nelle opere del Figlio nei confronti dell'umanità. Chi ha visto me ha visto il Padre. Sia lodato Gesù Cristo. ora e sempre sia lodato. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore. il quale fu concepito di Spirito Santo, Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. discese agli inferi, Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, La Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo Dio Padre perché ci renda degni dei suoi doni e dei suoi benefici. Diciamo insieme, aumenta la nostra fede, o Padre, Aumenta la nostra fede, o Padre, per la Chiesa, perché crescendo nell'amore di Dio sappia annunciare a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Preghiamo. aumenta la nostra fede, o Padre, Per coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, perché lavorino per la pace e il bene dei popoli, nella sincera ricerca della giustizia e nella evangelica lotta contro le seduzioni del mondo. Preghiamo. aumenta la nostra fede, o Padre, Per i credenti in Cristo, perché riconoscano in Lui l'unico rivelatore del Padre, non si arrendano alle lusinghe del diavolo e liberi da ogni paura, professino con coraggio la loro fede. Preghiamo. aumenta la nostra fede, o Padre, Per coloro che sono nel lutto, per la perdita di un parente o un amico, perché possano trovare sollievo nell'ascolto delle parole del risorto, che annuncia speranza, consolazione e pace. Preghiamo. aumenta la nostra fede, o Padre, Per tutte le mamme, perché trovino in Maria, Madre di Gesù, il modello per apprendere ed accogliere, educare, guidare e accompagnare i loro figli sulle strade della vita. Preghiamo. aumenta la nostra fede, o Padre, Per tutte le mamme che consumano la loro vita giorno dopo giorno a servizio dei figli e serenamente affrontano il terribile quotidiano, perché trovino in te il sostegno e la forza di continuare anche nei momenti di stanchezza e di sfiducia. ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per tutte le mamme che piangono gli errori e le cadute dei figli e soffrono
di sentirli lontani, perché nella fede riscoprano il motivo vero della loro dedizione completa, che anche nell'ora dell'abbandono. Ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per tutti i genitori che, distratti da molteplici impegni, rischiano di dimenticare che non si educa con le parole, ma con l'esempio e la coerenza, perché trovino il coraggio di verificare la vita alla luce dell'esempio di Maria. Ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Veglia, o Regina d'amore e di dolore, benedici, o Maria, tutte le mamme, fortifica, o Maria, tutte le mamme, santifica, o Maria, tutte le mamme, veglia sulle madri adorante, benedici le loro gioie e i loro dolori, fortificale nella loro insostituibile missione, santificale donando loro il frutto del tuo seno. Amen. Preghiamo. Prenditi cura di tutte le mamme del mondo, loro sono una gioia infinita. Aiutale, Padre, affinché abbiano sempre un amore profondo per i suoi figli. Dai a loro la forza di andare sempre avanti e a non mollare mai per amore dei figli. Signore, benedicile e proteggile. Custodisci il loro cuore con amore, donandole riposo e soprattutto tanta pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostro Pasqua si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Bernadette, San Luigi Orione e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe delle milizie celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Alleluia. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che è colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa a tutte le mamme. Grazie. Preghiera alla Santissima Trinità.
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in questo tempo di grande tribolazione in cui il mondo sembra essere impotente dinanzi all'avanzata di questa pandemia, voi siete il mio solo rifugio, la mia unica speranza. Vi offro le mie paure, la mia grande preoccupazione per quello che sta succedendo, ma anche la mia gioia, perché tu, oh Dio, sei meraviglioso e sai trarre il bene anche dal male. Mai come ora ho capito che questa è l'occasione per starti più vicino, per pregarti di più, per rinnovare la mia vita e il mio cuore a te. La vita quotidiana che mi ero costruito mi portava a correre sempre, a correre senza sosta, e in questa veloce corsa ero giunto senza accorgermi sull'orlo di un precipizio spaventoso. La tua mano forte mi ha afferrato, mi ha fermato, mi ha costretto a guardare e finalmente ho capito. Ho visto dove mi conduceva la mia folle corsa. Grazie Trinità dolcissima. Ora so che un'esistenza vissuta senza di voi è più cupa della morte. È una corsa verso il nulla, porta verso l'abisso della disperazione. Perdona, o Signore, la mia durezza di cuore. Tu sei un Dio d'amore e vorresti sempre donare carezze ai tuoi figli. Purtroppo i tuoi figli sono spesso ciechi e testardi, e allora sei costretto a intervenire con le maniere forti. Ma anche questo è amore, perché tu, oh Dio, nulla lasci di te tanto per salvarci. Alla ripresa della vita niente sarà più come prima. Ora ho capito ciò che conta veramente. Guarderò la realtà con occhi diversi. Avrò priorità diverse, un amore più tenero e più grande per tutti i miei fratelli e soprattutto nulla mi separerà più da te, o Signore, mio solo e unico bene. La mia vita adesso ti appartiene. D'ora in poi voglio vivere per amarti e servirti e recuperare così tutto il tempo perduto lontano da te. Grazie, o Trinità Beata, salvate tutte le anime. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro e lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e la sua discendenza per sempre, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo 3 Ave Maria per tutte le persone che operano in prima linea contro il coronavirus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Vi ricordo la diretta continua alle ore 20:45 con la Compieta.